Allora, una domanda, professore. Abbiamo visto prima il certificato antidoping, tanto è vero che viene utilizzato in competizioni, abbiamo visto un atleta con delle performance straordinarie nel tennis. Cos'è il doping e perché questo è una sostanza e doping invece un'applicazione di nanotecnologia non lo è? Potrebbe diventarlo oppure no, secondo del nostro livello di conoscenza? Diciamo la prima cosa importante da dire è che il doping è una delle grandi disgrazie dello sport, perché oggi... Spieghi che cos'è con due parole, così anche così capiscono. Perché oggi le prestazioni dei vari atleti sono molto vicine al massimo possibile. Quindi perché gli atleti sono molto allenati, come dicevamo, si curano dell'alimentazione e di tutto il resto. Quindi se oggi un atleta vuole vincere rispetto a dei margini molto piccoli, e questo è il motivo per cui si ricorre alle droghe, alle medicine, per cercare di quel qualcosa in più. Questa è una disgrazia non solo etica, ma soprattutto sanitaria, perché il doping si paga a carissimo prezzo, nell'immediato ci sono incidenti di vario tipo, ma soprattutto si paga a distanza, perché fare uso di sostanze che migliorano in maniera diciamo rapida la prestazione è qualcosa che si paga negli anni, a 50, 60, 70 anni. Questo dispositivo riesce a migliorare la prestazione con il dovuto percorso che abbiamo già detto, senza fare del male. Anzi, quindi aiutando. Noi diciamo questo è un mezzo per, tra le altre cose, per combattere il doping che fa tanto male al nostro corpo. Crea dipendenza. 50 anni fa, quando facevo sport attivo io, gli atleti avevano dei margini di miglioramento enormi in qualunque sport, posso dire nel mio. Oggi i margini di miglioramento fisico e tecnico, di destrezza, sono estremamente bassi, quindi bisogna trovare qualcosa che metta il nostro corpo nelle condizioni di superare i suoi limiti senza farsi del male. Certo, dottor Fontana, stiamo vedendo delle foto di atleti, proprio mentre parlava il professore, che utilizzano, sono testimoni in qualche modo dell'utilizzo, senza che questo appunto provochi dipendenza o situazioni di alterazione di vario genere. Però hanno migliorato la loro performance. Sì, perché c'è un lavoro importante dietro, di seguire nel tempo, di metterli in bolla, di fare dei controlli, e poi ci sono degli schemi complessi, quindi il segreto è sì avere la nanotecnologia, ma il segreto è anche avere un professionista che sa dirvi che punti usare nei tempi di riequilibrio generale. Qui vediamo Andrea Pasqualon che ha fatto un lavoro straordinario al Giro d'Italia quest'anno. Sì, ricordiamolo, perché insomma è uno dei nostri atleti grande amico, di punta. seguito anche con, insomma, anche lui con un percorso di già 3 anni che usa questa tecnologia, quindi un lavoro importante. Ma c'è anche un pugile poi che avrebbe dovuto Luca essere Rigoldi, pluricampione italiano e pluricampione europeo di box, che tra l'altro avrebbe dovuto essere qui con noi oggi, ma ha disputato un incontro sabato in piazza Atene, e oggi aveva un evento in regione per celebrare anche il successo di sabato, ma se ci rinvitate Luca viene volentieri. Anche quindi una disciplina come il pugilato La prima disciplina sportiva ad utilizzare Tao Patch sono state le arti marziali, il Kung Fu, perché io praticavo il Kung Fu a Roma quando ho inventato i dispositivi, quindi i primi siamo stati io e i miei compagni di squadra, che prima e dopo e durante i tornei usavamo questa tecnologia principalmente per il trattamento delle tensioni muscolari e il dolore. Poi nel judo poi è stata la volta
dello sbocco subito in Serie B e poi Serie A con il Palermo nel periodo di Zamperini, parliamo del 2012-2013. Ecco Luca durante un allenamento e il posizionamento dei dispositivi sulle tempie, che infatti volevo chiedere sulle tempie, molto particolare, perché abbiamo fatto un grosso lavoro di integrazione tra l'occhio, il piede e la mano. Cioè? Il pugile prende tanti colpi in testa e uno dei controlli che vanno fatti, e spesso non vengono fatti bene, è il controllo del campo visivo periferico. Spesso molti atleti perdono l'uso corretto del campo visivo periferico e perdono anche oculomotricità, cioè non tanto la vista ma come i muscoli dell'occhio muovono l'occhio. Abbiamo fatto un lavoro con la nanotecnologia per far comunicare meglio il cervello, che ha il software che deve ricevere le informazioni da questi recettori, il piede, il pugno e l'occhio. Quindi abbiamo integrato il lavoro tra queste periferiche di modo che ritornassero a lavorare bene nonostante i traumi ripetuti, perché se vedete come esce Luca da un incontro, anche se vinci comunque hai preso qualche migliaio di colpi, quindi c'è un lavoro da fare anche di riatletizzarli e reintegrarli prima del prossimo incontro. Dottor Angeloni, vedevo che lei faceva dei cenni, prego intervenga a questo riguardo. No, i miei cenni sono, diciamo, una conferma. Io ho anche avuto la fortuna di seguire degli atleti olimpici nei miei anni di convivenza con l'Istituto di Medicina e Scienze dello Sport. Abbiamo fatto per Tokyo 2020 un bel percorso su 8 atleti e la cosa interessante è che osservando tutte le misurazioni, chi per un motivo, chi per un altro, abbiamo avuto un'ottima integrazione del progetto Tau Patch associato a un progetto sportivo importante. Quindi questo non vuol dire che gli atleti hanno vinto perché avevano i Tau Patch, no, gli atleti hanno già dei grandi campioni, ma come abbiamo detto prima, oggi la differenza può essere 2 centesimi di secondo, oppure avere una barca che possa essere portata remando con le stesse forze, quindi le differenze sono minime. Devo dire che ho riscontrato in 3 anni che ho seguito questi vari atleti di vario livello, ho riscontrato su tutti chi per un miglioramento sulla qualità del sonno, chi migliorava il recupero neuromuscolare, chi ha migliorato la forza, anche utilizzando semplicemente dei byte con dentro una tecnologia, perché noi possiamo inserire il Tau Patch all'interno anche delle ortesi, e abbiamo avuto dei risultati, gli devo dire, eccezionali, che mi porto sempre dentro con me e che mi hanno fatto vivere un po' più forte quell'esperienza sportiva. E quindi ad alta voce io oggi posso veramente dire che lavorare sul software, migliorare la postura, migliorare l'energia e dare all'atleta un corpo migliore per ricevere i suoi allenamenti dal proprio team è veramente cosa facile, possibile, che si può raggiungere e secondo me deve essere assolutamente messa in piedi. Io ho cambiato l'80% dei miei protocolli che avevo 6 anni fa, grazie all'utilizzo e alla funzione di questa terapia luminosa. Che non è poca cosa per un professionista. Lei ha parlato anche con altri suoi colleghi, altri atleti, o ci sono state delle occasioni, degli eventi che sono stati organizzati dove vi potete confrontare anche su queste cose, oppure è un grande segreto, come ha detto? No, logicamente io cerco di pubblicizzarlo il più possibile, perché è un dispositivo che fa migliorare, che può solamente far del bene, anche perché male non potrà mai farlo. È logico che cerco di promuoverlo nel mio ambito, quindi in ambito ciclistico, assieme ad Andrea Pasqualona che abbiamo visto prima. Ma non si creano, magari dice, ma tu lo utilizzi, ma io no, non sicuramente c'è molta curiosità e dopo aver visto le foto di Djokovic questo è diventato proprio un fenomeno, è proprio veramente esploso. Virale. È logico che quando una persona di questo calibro si vede col dispositivo su un evento, diciamo uno degli eventi più importanti al mondo, è logico che tutti quanti 2 domande se le fanno e si incuriosiscono e sicuramente vogliono anche provarlo. E logicamente in ambito ciclistico, assieme ad Andrea Pasqualon che è un amico, l'ho seguito al Giro d'Italia e diciamo che cerchiamo di promuoverlo, e quindi se interesse adesso stiamo cercando di fare il più possibile per far arrivare questa tecnologia un po' a tutti. Infatti, per quanto riguarda il suo settore, che è molto particolare, qua stiamo vedendo appunto una gara ciclistica, quindi l'importanza dell'equilibrio, un evento molto importante, Veneto, di cui dobbiamo essere orgogliosi. Sì, oltre a tutte le attività che faccio, promuovo anche questa attività, è un evento post Giro d'Italia per riavvicinare i ciclisti professionisti al pubblico, perché con il Covid e molto altro è logico che i ciclisti sono un po' allontanati dai loro tifosi.
E quindi è un modo per avvicinarsi al territorio, insomma, Sì. quindi questo è importantissimo. Tanto vediamo queste immagini che sono sempre molto avvincenti, sono belle, entusiasmanti. La moto è uno strumento molto particolare, cioè dove lei, tra l'altro, venendo dalla bicicletta, dalla MTB, al passaggio a sale di differenze. Che giovamento può dare in questo caso qui? Beh, È un po' come pensare anche all'automobilismo, provo a pensare al rally o competizioni dove c'è comunque una strumentazione meccanica. Allora, io il ciclismo penso che sia uno sport molto più, cioè usiamo le gambe, e, come diceva Alessandro, è uno sport statico, giusto? Dove che pedali, sei fermo lì, ci vuole equilibrio anche lì, niente da dire, perché in discesa un ciclista deve avere equilibrio e tutto. E la moto ancora di più, perché la moto la si guida in piedi, è tutto su sconnesso, quindi io ho notato tantissimo il discorso di essere in equilibrio. Quindi riuscire a tenere questo equilibrio. Sì, avendo più equilibrio ci sta meglio in moto, ma soprattutto eviti anche le cadute, sul senso, Fabio sa queste cose qui, che se tu sei molto più centrato e equilibrato, sia in moto ma con qualunque altro tipo di sport, si evita anche certe cadute. Quindi, sì, quindi Tao Pace è importantissimo. Stiamo parlando di terreni che sono... Prevenzione, sì, sì. La prevenzione proprio qui si vede dal video, lo sport faticoso e anche pericoloso che facciamo noi, perché qui ci vuole tantissimo equilibrio, ci vuole anche, credo, prestanza fisica, perché è stato dimostrato scientificamente che il nostro sistema propriocettivo, quindi la capacità del cervello di riconoscere il posizionamento nello spazio delle varie parti del corpo, si estende alle cose che usiamo, alla racchetta da tennis, allo sci, alla bici, alla moto. Quindi un atleta che conosce bene la sua moto, la sua bici, la sua automobile, il suo sistema propriocettivo arriva ad allenarsi a capire anche minime variazioni della tenuta che ha la bici, la moto o l'auto su strada. Certo. Il miracolo della Infatti, natura. tornando al discorso che sentivo prima il dottore che diceva dell'equilibrio che dà Tao Pace, il discorso proprio di essere più in equilibrio, hai più energia da sfruttare durante lo sport, cioè se tu sei più in equilibrio il corpo oscilla meno, giusto? E quindi oscillando meno... Quindi voi lo dite perché lo sentite, l'avete provato? Infatti io la mattina vado in bicicletta, il pomeriggio vado in moto, tanti mi dicono ma come fai a fare tutto questo? Faccio perché mi dà tanto una mano Tao Pace, sul senso che se tu sei più in equilibrio hai più energia da spendere e quindi riesci a fare anche molto più cose. Questo è importantissimo. Dottore, c'è un altro discorso, un altro vantaggio dell'utilizzo di Tao Pace è la prevenzione, la limitazione degli infortuni. Che ha accennato. In molti sport, per esempio il calcio, sono sempre infortunati. Oggi sono squadre di 30 giocatori perché la metà sono sempre infortunati. Gli infortuni dipendono da tante cose, ma tra l'altro dipendono da postura non perfetta, atleti non bilanciati, non simmetrici, contratture che fanno sì che i movimenti non siano corretti, e quindi abbiamo notato che si possono ridurre molto gli infortuni utilizzando costantemente questa tecnologia. C'è anche un libro molto interessante che si chiama Il trauma diretto nello sportivo, scritto dal dottor Federico Genovesi, che io ho conosciuto quando era fisioterapista del Palermo e adesso è fisioterapista del Manchester City. Nel suo libro Il trauma diretto nello sportivo c'è un capitolo dedicato anche all'uso di Tao Pace. Hai capito? Quindi proprio già, questo di che anno è? Il libro è uscito nel 2016 e poi ristampato. Quindi anche un po' di tempo fa, quindi molto importante. Ma l'esperienza nel mondo del calcio è stata 2012-2013, eravamo in Serie A. Ah, vero. Sì, con una squadra molto importante che non posso menzionare, e invece posso dire del Palermo che invece avevamo un contratto ufficiale. Ecco sì, trauma diretto sportivo. Secondo lei, professore, nel post-operatorio? Perché qua abbiamo parlato del post-operatorio della spalla, io sto parlando anche a livello cardiologico, post-infarto, oppure altre patologie. Allora, il post-operatorio, diciamo, se parliamo di riabilitazione post-operatoria, lo abbiamo già detto, certo, è estremamente più semplice. Il post-operatorio di un intervento chirurgico maggiore
Non lo so. Bisogna ancora, c'è ancora da cimentarsi in questa cosa qui. Come diceva Fabio prima, se c'è una lesione anatomica conclamata, se una strada è interrotta, noi non possiamo fare nulla con qualcosa del genere. Però lo sto pensando ma adesso, se la strada è un po' rovinata e non si scorre bene, allora sì, lì possiamo agire. Quindi il post-operatorio da un punto di vista di riabilitazione è estremamente avvantaggiato. Noi abbiamo dei lavori con i pazienti post-ictus che hanno dei percorsi riabilitatori estremamente più rapidi. Questo è importante allora, caspita. Certo. Cioè utilizzando questa nanotecnologia. Cioè, fisioterapia più questa tecnologia, tempi di recupero dimezzati o più. Oppure fare due anni di fisioterapia classica, raggiunto un determinato lavoro di movimento dell'arto, mettere i dispositivi e vedere l'arto che si sblocca di più di quello che è stato fatto nei 2 anni precedenti. Perché lavora su dei concetti che la medicina ha totalmente ignorato in questo tempo. Serve energia e si continua tanto con questa terapia fisica, ma se non c'è energia per far comunicare proprio il sistema informatico, dobbiamo pensare al corpo come cosparso di fibre ottiche che trasportano informazioni. Se non lavoriamo su quelle, la riabilitazione sarà ovviamente molto lenta. E poi è importante la neuroplasticità, cioè come noi aiutiamo il cervello a fare in modo che aree non danneggiate del cervello si plastifichino, lavorino a controllare arti e parti del corpo che prima erano controllate dalle parti del corpo che sono state lesionate. Questo l'abbiamo visto nell'ictus, questo lo vediamo nella sclerosi multipla, dove ci sono placche nel midollo o in testa che secondo la scienza questi pazienti non dovrebbero migliorare, ma da 10 anni noi misuriamo e pubblichiamo scientificamente dei miglioramenti del movimento e della forza muscolare nei malati di sclerosi multipla. Allora, ci sarebbe ancora tanto da dire, il tempo è volato letteralmente, dobbiamo lasciare anche voi a tornare alle vostre occupazioni. Vi ringraziamo, allora ringraziamo il dottor Fabio Fontana per essere stato qui con noi, averci illustrato e dato delle opportunità ulteriori, sia che si occupa di medicina, di scienza naturalmente, per poter progredire nell'aiuto alle persone, ai pazienti che hanno dei problemi. Nella fattispecie abbiamo parlato di atleti, di grandissimi atleti con grandi performance, quindi ringraziamo per quel che riguarda sempre la salute e la sanità il professor Alberto Lomeo di essere stato qui con noi, grazie, medico specialista in chirurgia cardiaca, di averci seguito e aver partecipato il dottor Giuliano Angeloni, odontoiatra e protesista dentale, grazie anche a lei dottore, sempre estremamente chiaro, grazie a Alessandro Ballan, campione del mondo di ciclismo, ancora in carica, giusto? Cioè in carica sempre. Purtroppo ancora l'ultimo in Italia. Ancora l'ultimo in Italia. Non c'è da stato più che anno nessuno. era? Nel 2008 l'ho vinto. Mamma mia. Quindi sono quasi 15 anni. Devo fare il preparatore atletico. Comunque Vediamo. Complimenti, Pietro Lunardi, atleta in essere, ancora attivo, attivissimo, pilota di moto, specialità enduro femminile. Grazie mille. Grazie. Allora cari telespettatori, questo capitolo lo chiudiamo, io naturalmente vi lascio, pubblicità, poi continua la nostra trasmissione. Ci vediamo dopo, grazie.